Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Fratel Biagio era laico cristiano, un mite potente lottatore. Nelle parole dell'arcivescovo Corrado Lorefice c'è un breve ma preciso ritratto di Biagio Conte, il missionario dei poveri morto a 59 anni. Nell'omelia tutto l'affetto e il riconoscimento per la missione del ragazzo che come San Francesco si è spogliato di qualunque ricchezza per aiutare chi aveva bisogno. I suoi funerali solenni sono stati celebrati questa mattina nella cattedrale di Palermo, gremita di persone commosse per la morte prematura di un uomo buono e concreto nelle sue battaglie a favore dei più deboli. E torniamo alla notizia che da ieri ha interessato tutta la stampa di tutto il mondo, la cattura del latitante Matteo Messina Denaro. Emergono altri dettagli dell'inchiesta, è stato indagato il medico Alfonso Tumbarello che aveva in cura il boss sotto il falso nome di Andrea Bonafede. Tra i commenti di gratitudine e orgoglio delle cariche istituzionali c'è anche quella del sindaco di Campobello di Mazara, cittadina dove Messina Denaro aveva il covo. Scorge una nuova luce di speranza nel nostro territorio, ha detto su Facebook Castiglione. E registriamo anche la dichiarazione di Maria Falcone, sorella del magistrato Giovanni Falcone, ucciso nell'attentato di Capaci nel 92. Immagini ben diverse da quando i parenti dei boss si accanivano e inveivano a Palermo contro funzionari e agenti di scorta. Come vorrei che Giovanni e Paolo potessero vedere questi applausi, ha detto. E adesso cambiamo pagina e andiamo a Catania. L'assessorato regionale delle autonomie locali ha avviato il procedimento di revoca dell'incarico di commissario straordinario del comune della città metropolitana conferito il 9 settembre del 2022 a Federico Portoghese. Non ha i giusti requisiti previsti dalla legge. Sarà nominato un altro commissario che porterà la città di Catania a nuove elezioni la prossima primavera. E con questa notizia per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci.